Comune che vai, mercato che trovi. Con la pandemia del Covid il mercato settimanale è diventato a discrezione del sindaco, sempre nel rispetto dell'ordinanza del governatore del Veneto Luca Zaia, che ha previsto una serie di accorgimenti. Ebbene, anche la città di Marostica torna ad offrire quella varietà merceologica rappresentata dalle 105 bancarelle sparse nel centro cittadino, nel rispetto del distanziamento sociale, dell'uso della mascherina. È proprio il sindaco Matteo Mozzo a volere che quel momento di socialità torni ad essere vivo anche nella città scaligera. Come da ordinanza del presidente Zaia, le entrate e le uscite contingentate con varchi appositi. Devo ringraziare naturalmente non solo gli uffici comunali, ma anche sempre i nostri grandi volontari di Marostica, che si mettono a disposizione dell'amministrazione e quindi della città tutta per sorvegliare gli ingressi e naturalmente anche l'ottemperanza delle regole. Abbiamo già programmato delle verifiche attraverso anche la Polizia Municipale e i Carabinieri di Marostica. Insomma, una voglia di dare almeno una parvenza di normalità mentre si avvicinano le feste. Io ritengo che con l'aiuto di tutti noi possiamo veramente far ripartire non solo l'economia, ma l'intero paese. E l'amministrazione comunale veramente sta lavorando per rilanciare tutte le sue attività commerciali e quindi far muovere la città stessa. Lo stiamo facendo con importanti investimenti dal punto di vista pubblicitario, ma naturalmente anche investimenti sulla sicurezza. Quest'inverno e quindi questo Natale io vi faccio una grossa richiesta: evitate di andare nei grandi centri commerciali, nelle grandi catene di distribuzione per i vostri acquisti, ma privilegiate i centri storici, privilegiate le piccole attività, privilegiate le botteghe dei nostri artigiani. E ancora l'appello a non fare acquisti online ai grandi colossi mondiali, ma di tornare al sapore degli acquisti di un tempo.